Allora, Presidente, da cosa siamo noi consumatori, cittadini, per cercare di superare questa barriera che c'è, che esiste, del poco potere d'acquisto? Quindi dire quel poco che ti resta, poco tanto, poi ci sono persone che non hanno nessun problema, per fortuna, altri che qualcosa ce l'hanno, tu lo investi anziché sul web, dopo apriremo questa parentesi, sul negozio fisico. Io dicevo, è una questione di come sai vendere, perché poi il prodotto lo trovo di là, di qua, cioè si ritrova a volte, non sempre. Beh, ci sono due perché una persona compra sul web. Una volta era il prezzo, legato molto al prezzo, oggi il prezzo è passato un po' in secondo piano perché la gente compra online un po' per comodità, anche perché il centro magari è meno accessibile, c'è traffico, non entrano, quindi comprano online, si sentono anche più liberi perché comprano, rendono, inquinano, perché alla fine questa montagna di fabbrica di resi diventa, per carità, noi non possiamo essere contro l'online perché tutti abbiamo diversi soci con la piattaforma online, ormai il futuro, non è che siamo contro, però ci sono le buone pratiche del web, le buone pratiche anche del consumatore, cioè acquistare quello che serve veramente ed evitare i resi. Poi dalla parte del negozio fisico, quello che facciamo anche noi come Federazione Moda Italia e come facciamo come formazione è quello di fidelizzare al massimo il cliente. Parola che abbiamo sentito da anni, come fidelizzare il cliente, che non è oltre a fare il sorriso, è oltre ad avere un negozio attrattivo, insomma, che crei attrazione, ma anche crede in dei percorsi di fidelity card, non che siano uguali a quelli del supermercato, ma un pochettino più esclusive, quindi con eventi esclusivi, con dei cashback, con degli sconti, e quindi lavorare molto con il cliente che si è coltivato in questi anni. Ovviamente la parte del negozio, il negozio rende anche le città vivibili, le città accese, quindi è facile dire compro online, non me ne frego del negozio, allora facciamo una chiusura totale di tutti i negozi e torniamo al tempo del Covid, quando le città erano deserte. Quindi oggi è importante sostenere, ed è importante anche che la politica sostenga le attività fisiche, come ha sostenuto l'e-commerce, per tenere le città vive e sicure, perché dove c'è un negozio c'è anche sicurezza. Questo lo sappiamo. Lei diceva prima, aveva accennato, è uscito anche un comunicato vostro, che sarebbe una proposta dell'Unione Europea di una tassa di 2 euro su ogni pacco di appunto Temu e Shein, e lei dice che è un po' scettico su questa cosa qui. Sì, ne abbiamo dette tante, loro intanto continuano a produrre e a spedire. Se voi fate, soprattutto Temu, ma anche Shein, manda pacchettini, tanti pacchettini, anche se uno fa un ordine con 5 capi, lui fa tutti i pacchettini piccoli perché devono essere inferiori ai 30 euro. Inferiori ai 30 euro, come abbiamo già detto, non si paga l'IVA. Allora, io negoziante, che anche vendo una vite che costa 1 centesimo, pago l'IVA sulla vite di 1 centesimo, il cinese che arriva in Italia può permettersi di non pagare l'IVA perché noi abbiamo una convenzione con la Cina. Per carità, è una convenzione bidirezionale, solo che gli italiani non esportano in Cina prodotti inferiori ai 30 euro, esportano grandi macchinari, quindi è una convenzione che non ha più senso. L'introduzione, la richiesta di introdurre da parte della Commissione Europea 2 euro a pacchetto potrebbe sostenere anche sia l'inquinamento che generano queste piattaforme, sia anche la concorrenza sleale che subiamo tutti i giorni sui nostri negozi. Però io dicevo prima, una questione anche dopo leggo il messaggio, una questione di qualità, perché se una persona vuole un cambio rapido, vabbè, prende qualsiasi cosa, ma può andare anche sulle bancarelle, ci sono delle offerte incredibili, delle cose anche estremamente easy, però la qualità del prodotto fatto in un certo modo si vede rispetto a un capo, spalla, che può essere preso con altre metodiche, da altre fonti, dalle cuciture al tipo di stoffa. Io dico, quindi una persona che non può permetterselo, appunto, vista la situazione che viviamo, diamogli anche questa chance, piuttosto che... Certo, sicuramente poi uno è libero di comprare il capo che costa meno, però la cosa importante è che se abbiamo tutti nello stesso mercato dobbiamo avere tutte le stesse regole, quindi un capo che costa 10 euro di produzione deve costare sia in Italia che in Cina. In Cina
Shein, la fabbrica di acetilene, si è spostata a fianco a loro per essere più comoda a produrre acetilene, perché il tessuto sintetico c'è bisogno dell'acetilene per fissarlo per determinate procedure, e quindi noi esportiamo la nostra ricchezza, quindi il nostro portafoglio lo portiamo in Cina e loro ci importano verso di noi il loro inquinamento. Quindi vediamo come abbiamo gestito la faccenda Cina. Se però avvenisse il contrario sarebbe un grosso problema per noi, perché noi comunque, per quanto retribuiamo poco i dipendenti in generale, abbiamo dei costi molto alti. Certo. Quindi sarebbe un grosso problema. Esatto. Poi abbiamo bisogno comunque di lavorare tantissimo col mercato interno, abbiamo bisogno di agevolare ancora di più il mercato interno. Adesso non dico solo i negozi, ma anche le fabbriche, anche tutto il prodotto interno. Adesso Trump ha fatto quell'esploit dei dazi per far lavorare il prodotto, e loro non hanno praticamente quasi più fabbriche. Noi in Italia, che abbiamo tantissima produzione sia dell'abbigliamento che del viviamo per lo più di export. Esatto, potremmo lavorare molto di più, abbiamo le ricchezze della nazione che è all'interno e non la stiamo utilizzando. Perché appunto non c'è perché non c'è potere d'acquisto, il problema è questo. Ma come il discorso del turismo, lei per carità qui rappresenta Federmoda, ma essendo anche a livello regionale di commercio il settore del turismo, viviamo di un turismo estero, straniero. Non è una cosa sana, cioè è bellissima finché dura. Una crisi internazionale, lo dico sempre, basta qualsiasi cosa che psicologicamente, come condizionano le borse psicologicamente, così anche gli spostamenti, una percezione superiore da parte della Germania che è in crisi, o degli Stati Uniti che hanno avuto un leggerissimo declassamento, ma magari per loro è spaventevole, che non vengono più in Italia e se ne accorgono gli operatori, e tanto il nostro turismo interno non gira. Quindi è un grosso problema, cioè il nostro PIL è legato anche a un prodotto interno che deve muoversi. Leggo un messaggio che è arrivato poc'anzi, vediamolo insieme. Questo settore è completamente standardizzato, ovunque vai, in qualsiasi città trovi sempre gli stessi negozi o negozi diversi che vendono la stessa roba. Solo a Parigi mi è capitato di vedere piccoli negozi che vendono proprio i prodotti a prezzi accessibili. Sembra strano, ma è così. Poi vediamo l'altro messaggio che era arrivato prima, che non avevo lo stesso letto. Quindi questo è del prodotto, ma quanto è in crisi il settore dell'abbigliamento? Vedo negozi sempre più vuoti anche nei periodi di saldi. Cosa succede? Allora, rispondendo al primo messaggio, è vero, abbiamo uno standard di negozi che, a parte le firme, i franchising, ce ne sono anche di evoluti e ce ne sono che sono standardizzati però anche il negozio, partiamo da un negozio multibrand o un negozio semplice, è vero, tante volte ci siamo seduti come categoria e abbiamo aspettato solo il cliente. Oggi dobbiamo essere diversi dagli altri negozianti. È vero, aspettare il cliente. Oggi una volta si apriva la Clera e si aspettava il cliente, oggi dobbiamo andarcelo a prendere con comunicazione e con il negozio completamente diverso. Il negozio deve essere attrattivo, come diciamo. È giusto che in Francia ci sono negozi diversi, dobbiamo avere anche noi il coraggio di cambiare e non di dire abbiamo sempre fatto così e così è andato, perché oggi è una frase che distrugge e chiude. Ma lei che lavora molto anche con la categoria, quindi con i componenti della categoria, magari alcuni ci seguono, sono disposti a investire per cambiare, perché vediamo dei brand importanti che lo fanno, ma fanno investendo, vuol dire il vetrinista che è capace, e chiamarlo non una volta al mese o 15 giorni, ma praticamente un giorno sì, un giorno no, cioè imparare, mettersi in gioco, in discussione, usare l'intelligenza artificiale, le tecnologie, tutto per essere innovativi, no? Allora, c'è gente che non crede più, infatti. Non c'è più il passaggio generazionale. I distretti del commercio che abbiamo fatto con la Regione Veneto stanno dando i loro frutti, cioè hanno dato il finanziamento per poter mettere in atto delle trasformazioni, però la maggior parte del commercio è un commercio che è prossimo alla pensione, sono già in pensione, quindi abbiamo bisogno
anche con la Regione Veneto, di attrarre nuovi talenti, nuovi giovani che vadano a gestire e a proporre anche negozi nuovi, così possono essere più attrattivi e diversi dai soliti. Gestire, questo è un problema, perché parlando con alcuni giovani che stavano facendo un percorso di ITS di formazione per entrare poi nel settore, dicono che non c'è spazio, oppure devi entrare in grandi catene e allora lì forse ti fanno fare anche un percorso di crescita, però sempre lo step della persona che ha una certa età e che comunque ti tapperà lì per un bel po' di tempo, ti metterà in posteggio. La settimana scorsa con i giovani di Confcommercio abbiamo fatto un convegno che parlava anche di passaggio generazionale e dava dei dati che il 70% degli amministratori il 60% sono over 70. Mamma mia. E quindi è un problema di passaggio generazionale che si è fermato. Ed è, nel senso, non è che si voglia eliminare gli anziani perché loro hanno fatto la storia, sono importanti, però è importante avere una visione diversa, avere una visione attuale, perché abbiamo avuto per anni, 30 anni, più o meno sempre lo stesso mercato. Oggi dopo il Covid è come un rinascimento, cioè abbiamo cambiato tutti i paradigmi. E qui oggi ci vuole qualcuno che abbia voglia di investire con una visione diversa e può chiamarsi tranquillamente giovane. Infatti è più facile trovarli nei pubblici esercizi tipo bar, ristorazione, per assurdo, anche tanto assurdo, dove ci sono delle innovazioni importanti, ci sono nuove figure, vediamo anche gli chef, insomma, eccetera, nuove proposte, provocatorie anche, che non appunto nel settore moda. Che invece la moda dovrebbe essere l'avanguardia. Ma è tutta la filiera, sia dalla produzione che non riesce a trovare giovani, anche dai rappresentanti, questa famosa categoria che non riesce a trovare un cambio generazionale, e anche dai negozi. È proprio forse una categoria che è rimasta a guardare anche i rappresentanti, e non è riuscita a investire anche nella scuola di formazione. Abbiamo delle scuole di formazione regionali, delle istituti professionali, che non si investe in formazione, in docenti iperqualificati, cioè non riusciamo, perché non ci crediamo alla categoria. Al contrario, invece, la bar e ristorazione ha delle scuole storiche di ristorazione, di servizio, quindi è proprio dalla formazione che dobbiamo partire per cambiare i paradigmi, però non siamo ancora partiti. Allo stato attuale siamo in chiusura, che cosa sta succedendo? Cosa state pensando e per i saldi cosa si pensa? Beh, oggi abbiamo una situazione, a parte meteo, clima, che è un po' molto troppo tranquilla, e lo sappiamo, purtroppo con i colleghi scambiamo spesso delle considerazioni, sono tutte uguali. E oggi abbiamo bisogno degli grandi investimenti sulle città, investimenti sia dalla parte del trasporto pubblico, parcheggi, attrattività e anche negozi, cioè fare anche un fondo regionale perché i ragazzi giovani si approcciano a questo mondo, un mondo difficile, un mondo complicato, con determinate, aperto la domenica, quindi impegnativo, però abbiamo bisogno di un cambio generazionale. Un cambio generazionale può portare a un cambiamento. Poi per i saldi siamo sempre alla stessa tregua, un momento importante perché si sa quando iniziano il cambio di stagione, però ormai è sempre un momento sempre più debole perché si inizia già prima, un po' tutto l'anno si arriva con... Poi forse le persone a questo punto sanno già se hanno bisogno o non hanno bisogno di qualcosa, e poi torna il discorso, parlavano anche, hanno fatto delle indagini anche a livello nazionale, che la gente non sa più dove mettere le cose. È vero. E questo è un altro grosso problema, un'altra parentesi. Allora, grazie. Armadi nuovi. Esatto, armadi nuovi, spazi nuovi, le case con gli spazi nuovi. Torniamo insieme, grazie ancora Presidente, è stato qui con noi, grazie a voi cari telespettatori di averci seguito, aver partecipato con i vostri messaggi WhatsApp. Noi naturalmente appunto ci ritroviamo presto, riseguiteci, rivedete la puntata sul web e su YouTube.